Anno scolastico meno 4 giorni. Molta dell'attenzione nazionale e regionale è concentrata sull'avvio delle lezioni, con i protocolli di distanziamento all'interno delle aule e le linee guida da applicare in caso di focolai. Sappiamo che la vera sfida sarà la riapertura delle scuole e la competenza non è regionale, voglio ricordarlo, quindi noi abbiamo gestito parte dei test ai docenti nel momento in cui i medici di base non volevano farli i docenti loro mutuati, ma direi che i medici di base per quasi il 60% hanno aderito a questo appello del governo. Adesso dobbiamo andare avanti in questa direzione, rispettare le regole e ovviamente essere lì pronti a monitorare e isolare eventuali focolai. I test sul personale scolastico stanno dando risultati confortanti, ma bisognerà non abbassare la soglia di attenzione dopo il suono della prima campanella. Siamo sempre con la guardia alta, c'è attenzione, c'è un piano di sanità pubblica che abbiamo fatto in tempi non sospetti. Vi ricordate quando dicevo quest'estate schiereremo l'artiglieria pesante? Abbiamo coscienza che, come è accaduto in altri paesi, penso a Israele, penso alla Corea, penso a Singapore, penso a Wuhan, nella provincia di Hubei in Cina, che questa è la fase della convivenza con il virus. Cioè c'è, non è più aggressivo come prima, o quantomeno non ci dà un'evidenza sanitaria ospedaliera come prima. In questo momento abbiamo 18 persone in terapia intensiva e 142 negli ospedali, contro le migliaia negli ospedali e le centinaia di terapie intensive.